e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. All'ST Microelectronics le rassicurazioni del ministro Urso e del governatore Schifani, ha annunciato un maxi investimento per il sito di Catania. Giovedì vertice al ministero, in ballo il futuro di migliaia di lavoratori. Soldi da pazienti per scavalcare le liste d'attesa. Sospeso primario dell'ospedale Piemonte di Messina. Avrebbe chiesto ad una ventina di pazienti 1.500 euro per anticipare l'intervento. Scandalo Refette all'ASP di Trapani, arriva la sospensione di 60 giorni per il manager Croce dopo una doppia ispezione. Da Ragusa nuovo caso di ritardo, 11 mesi per una gastroscopia. Rivendicazioni contrattuali nello sciopero generale dei metalmeccanici, migliaia alla manifestazione di Priolo Gargallo nel Siracusano. Disabili costretti a percorsi a ostacoli in pieno centro a Catania, dagli stalli occupati dai furgoni che scaricano merci ai marciapiedi invasi, dalle auto parcheggiate, vita difficile per chi gira in carrozzina. Calcio in Serie B, il Palermo sfida domani la Salernitana per dare l'assalto ai play-off. In Serie C, derby da non perdere per Catania e Trapani, mentre il Messina insegue oggi 3 punti contro l'Altamura per cercare di agganciare i play-out. Ieri alla ST Microelectronics di Catania le rassicurazioni del ministro Urso, che ha annunciato un maxi investimento da parte del governo per il sito di Catania. Sentiamo Tonino De Mana. La partita decisiva della vertenza STM si giocherà il 3 aprile a Roma, ma da Catania è partito un segnale forte e chiaro. Il colosso italo-francese dei semiconduttori non ha alcuna intenzione di smobilitare, tutt'altro è stato annunciato un piano industriale che vedrà al centro il sito produttivo catanese con un investimento da 5 miliardi di euro. A confermarlo è il ministro per il Made in Italy, Adolfo Urso. L'azienda ha già detto oggi che quello di Catania è il più importante e significativo investimento che la multinazionale fa nel mondo. Garantire i livelli occupazionali e facilitare gli investimenti. Schifani ribadisce l'impegno del suo governo. Non lasceremo sfuggire nulla di intentato perché giorno 3 possa registrarsi una condivisione, non soltanto del piano industriale, che ritengo estremamente interessante, ma lo sforzo del governo e naturalmente fare in modo che i livelli occupazionali della stessa azienda non possano risentirne. In sintesi la Regione farà la sua parte? In sintesi la Regione farà la sua parte, nell'ambito delle disponibilità e delle misure che gli consentono di intervenire lo farà. Per Catania troppo importante il futuro di STM, come sottolinea il sindaco Trantino. È naturale che noi non possiamo governare le decisioni del mondo relativamente all'andamento dell'industria e alle fibrillazioni geopolitiche, però dobbiamo essere pronti ad anticipare qualunque congiuntura dovesse manifestarsi e credo che oggi al tavolo abbiamo dimostrato che siamo tutti pronti a recitare la nostra parte. Cauto ottimismo dei sindacati, ora tutti a Roma per il vertice del 3 aprile. Chiedeva soldi ai pazienti per scavalcare le liste d'attesa e anticipare gli interventi, sospeso a Messina un primario. Francesco Triolo. Avrebbe preso denaro per anticipare interventi chirurgici, consentendo così a molti pazienti di scavalcare le lunghe liste d'attesa. Con questa accusa è stato sospeso un primario dell'ospedale Piemonte di Messina, a cui viene contestato il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. Il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per un anno è stato emesso dal GIP sulla scorta di indagini portate avanti dai carabinieri del NAS di Catania, coordinati dalla Procura di Messina. Dalle indagini dei NAS è emerso che il professionista primario dell'unità operativa semplice dipartimentale di chirurgia generale dell'ospedale IRCS Piemonte tra il 2021 e il 2024 avrebbe indotto una ventina di pazienti a consegnargli 1.500 euro con la prospettiva di essere sottoposti in anticipo rispetto ai tempi ordinari ad un intervento chirurgico, un caso che fa scalpore soprattutto in un periodo nel quale la sanità siciliana è proprio sotto accusa per la lentezza nell'erogazione delle prestazioni. Dopo la bufera per i ritardi nei referti istologici arriva la sospensione per il manager dell'ASP di Trapani Croce. Sentiamo Laura Spanò.
La Regione siciliana, attraverso l'assessorato della salute, ha avviato l'immediata sospensione dalle funzioni per 60 giorni del manager dell'ASP di Trapani Ferdinando Croce, preludio alla sua rimozione per gravi responsabilità gestionali. La vicenda fa seguito ai ritardi sulla refertazione di 3.300 esami istologici e dei 206 casi di positività accertati. La decisione della Regione arriva dopo 2 ispezioni, quella dell'assessorato regionale alla salute e quella ministeriale. Lo stesso manager non ha voluto commentare la decisione del Presidente della Regione, sottolineando che farà le sue valutazioni per la tutela della sua immagine, del suo lavoro, della portata delle sue responsabilità. Croce ha sottolineato di aver scelto in queste settimane che al suo posto parlassero gli atti per dimostrare che ha agito per risolvere i problemi ereditati dalla passata gestione e che quando a luglio per la prima volta è venuto a conoscenza circa le criticità di refertazione, di aver adottato tutte le misure a sua disposizione garantendo nel tempo previsto una refertazione entro 20 giorni al mese di febbraio. Croce ribadisce di avere tempestivamente avvisato l'assessorato regionale della salute ricevendo silenzi e nessun aiuto fino a quando la vicenda non ha assunto rilevanza mediatica. Poi conclude: so di aver agito con coscienza, onestà e impegno. Ma naturalmente non c'è solo l'ASP di Trapani. A Ragusa un paziente ha dovuto aspettare fino a 11 mesi per una gastroscopia. Sentiamo Veronica Barbarino. A Ragusa un caso sanitario che accende il dibattito sulle liste d'attesa, lo denuncia il Comitato Civico, articolo 32. Il 17 marzo il signor Giuseppe riceve dal medico di famiglia la prescrizione per una esofagogastroscopia e il medico di famiglia indica entro 60 giorni i tempi di attesa per l'esame. Il signor Giuseppe lo stesso giorno chiede la prenotazione all'azienda sanitaria e riceve l'appuntamento per il 17 febbraio 2026, vale a dire dopo 11 mesi. La risposta dell'ASP ragusana non tarda ad arrivare. Il direttore generale Pino Drago ha definito tali ricostruzioni fuorvianti e immotivatamente allarmistiche, precisando che la prescrizione riguarda un esame di primo livello classificato come differibile dal medico prescrittore, quindi con una tempistica massima di 60 giorni, come si vede nella foto. Aggiunge anche che il tempo medio per la refertazione di un esame istologico presso il proprio servizio di anatomia patologica è di 17 giorni. Qualsiasi tentativo di correlare lo svolgimento della biopsia a un'attesa di 11 mesi è infondato, dice Drago, che ricorda l'esistenza dei percorsi di tutela che garantiscono l'accesso alle prestazioni sanitarie alternative in caso di superamento dei tempi massimi d'attesa. È assolutamente fuorviante la replica dell'azienda sanitaria, pare quasi che siano in uno stato confusionale, perché noi non abbiamo mai parlato di tempi di consegna degli esami istologici. Il caso in questione, dopo aver attivato la giusta prescrizione con carattere d'urgenza, con l'attivazione del percorso di tutela, ha avuto fissato l'esame il 4 aprile prossimo. Arriveranno i commissari a Tremestieri e Tenneo, il comune alle porte di Catania sciolto per mafia. Sentiamo Giusila Zara. Accertati i condizionamenti della criminalità organizzata, questa la delibera del Consiglio dei Ministri che ha sciolto per mafia il comune di Tremestieri e Tenneo. Arriveranno a breve i commissari, la loro nomina passa dalla firma del Presidente della Repubblica e avranno 18 mesi di tempo per mettere ordine nell'amministrazione e fare chiarezza su quanto emerso nell'inchiesta Pandora, su voto di scambio politico-mafioso e corruzione. È un momento di emergenza nuovamente in Sicilia, noi stiamo come Commissione Antimafia verificando che la mafia si è rafforzata e torna ad incidere nella diffusione della droga, nell'estorsione, ma anche nell'inserimento con la pubblica amministrazione. Un tentativo che deve essere però subito stroncato. Dare subito un segnale che la mafia non può passare, non deve passare. Solo un anno fa la bufera giudiziaria che aveva costretto a dimettersi il vicepresidente della regione siciliana e assessore all'agricoltura Luca Sammartino della Lega, rinviato a giudizio con il rito ordinario per aver chiesto a 2 carabinieri la bonifica della segreteria politica. Lunedì invece condannato in primo grado a 8 anni il sindaco di Tremestieri e Tenneo Santi Rando per voto di scambio nelle elezioni del 2015. Bisogna dire che non c'è un livello toccato soltanto nelle amministrazioni comunali, ma complessivamente nelle istituzioni, quindi quelli regionali, nazionali.
va fatta un'autocritica e va detto con forza che le scelte debbono essere ponderate nel momento in cui si definiscono candidature. Tornare ad un rigore ancora più significativo è una scelta da fare. E a Tremestieri non si voterà più per effetto immediato dello scioglimento del Consiglio Comunale. Il Comune infatti è stato escluso dalla tornata elettorale del 25 e 26 maggio. E nel mirino del governo un altro comune siciliano, Ramacca, dopo l'arresto del sindaco Nunzio Vitale per voto di scambio. È stato nominato già il commissario straordinario che accompagnerà l'ente fino alle prossime elezioni. Elezioni che potrebbero slittare anche a Ramacca per un intervento del governo. Ancora un incidente mortale sulla statale 194 vicino all'ospedale di Lentini. A perdere la vita un 41enne passeggero di un Fiat Fiorino che si è scontrato con un tir diretto a Catania. Gravemente ferito invece il conducente, un 38enne portato al Cannizzaro di Catania. Illeso l'uomo alla guida del mezzo pesante. Nella stessa zona una settimana fa un altro frontale con un tragico bilancio, 3 morti e 7 feriti. E ieri mattina un altro incidente mortale si era verificato sulla Messina-Palermo tra Romette e Milazzo, dove un furgone è uscito di strada precipitando all'altezza del viadotto Muto. Il conducente è un 28enne originario di Ramacca, è morto. E ieri i metalmeccanici anche in Sicilia sono scesi in piazza per lo sciopero nazionale in migliaia alla manifestazione di Priolo Gargallo nel Siracusano. Francesco Aloi. Contratto subito! Un giorno di sciopero in tutta Italia per accendere un faro sui metalmeccanici, una categoria che da tempo chiede il rinnovo del contratto di lavoro. È una questione di salario, è una questione di industria e di prospettive. Senza il contratto nazionale si sta dicendo che l'industria è morta. I metalmeccanici siciliani sono qui oggi per questo. In Sicilia la manifestazione è stata a Priolo Gargallo, nel Siracusano, un'area scelta non a caso. Qua abbiamo una marea di lavoratori, quindi che non sono diretti legati al petrolchimico, ma tutto quel settore degli appalti proprio del petrolchimico, che quindi viene gestito attraverso ovviamente il contratto nazionale del metalmeccanico. Rinnovo del contratto nazionale significa migliorare le condizioni di lavoro, aumentando i salari, ma anche e soprattutto la sicurezza. Uno sguardo anche alla transizione ecologica, ma sempre tutelando l'occupazione. Noi abbiamo il contratto nazionale scaduto da giugno. Dal giugno quindi, per quanto ci riguarda, i nostri salari si sono fermati a quello che era quella scadenza, l'inflazione è andata avanti e Federmeccanica non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto, anzi ci ha fatto una controproposta proprio per dirci che non vuole farci e non vuole darci più il contratto. In corteo si urla "vogliamo il contratto", ma affinché cambi qualcosa, per loro è necessario anche l'intervento della politica. Giorgia Meloni festeggia ogni giorno un nuovo record, l'ultimo è quello sulla durata del suo governo, ma non fa i conti con i record con cui devono misurarsi le persone in carne ed ossa che parlano di stipendi da fame. Siamo l'ultimo paese del G20 per il potere d'acquisto reale dei nostri salari. Un incendio la scorsa notte ha distrutto un appartamento in via Archimede a Palermo. Le fiamme sono divampate al terzo piano di una palazzina. La famiglia che ci abitava, marito, moglie e 3 bambini, sono stati trasferiti in ospedale con sintomi di intossicazione. Gli altri 3 nuclei familiari sono stati sgomberati. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo dopo con altre notizie. Percorsi ad ostacoli per i disabili nel centro storico di Catania. Vi mostriamo alcuni esempi con Tonino De Mano. Lo sai che è uno stallo per disabili questo? Sale frettolosamente, sbatte lo sportello e va via in un attimo. L'autista del furgone che, vedete, aveva appena consegnato la merce in un locale di via Vittorio Emanuele ed era posteggiato, neanche a dirlo, in uno stallo per disabili. È solo uno dei tanti esempi dell'anarchia che regna in pieno centro a Catania, sotto gli occhi di tutti e sotto l'obiettivo di decine di telecamere sulla cui utilità nutriamo molte perplessità. Attorno a Palazzo degli Elefanti è un susseguirsi di violazioni, dagli scooteristi che sfrecciano senza casco e contromano alle auto in divieto d'accesso e sui marciapiedi, rendendo impossibile il transito dei pedoni. Figuriamoci il passaggio di un portatore di handicap alle prese con un centro storico pieno di ostacoli. Lo trovo sempre occupato.
quindi non riesco a parcheggiarmi laddove dovrei, laddove sarebbe mio diritto parcheggiarmi, ed io lo porto per fare analisi, lo porto per fare visite, eccetera, e veramente lui rischia di rompersi il femore, di rompersi. L'altro giorno, appunto perché non ho potuto parcheggiare dove dovevo, lui stava scivolando in malo modo ed è stato solo un miracolo, per non parlare di quelli che lasciano le deiezioni dei cani, e quindi un disabile con carrozzine, la deiezione ci mette sulle mani, sì, no, con grande senso di inciviltà, devo dire. Sono tante le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005. Noi vi diamo voce e al tempo stesso esortiamo chi di competenza ad una maggiore attenzione e soprattutto a maggiori controlli. Vuole lanciare un appello ai catanesi? Credo che sia tempo perso, perché sin dall'antichità i catanesi erano conosciuti per essere indisciplinati, sporchi, eccetera. Quindi se in 2500 anni niente è cambiato, se l'immagine il mio appello che effetto fa. Pubblicità, poi torniamo con la pagina sportiva, perché domani il Palermo sfida la Salernitana e poi c'è il derby da non perdere per Catania e Trapani. Siamo al calcio, vigilia di match per il Palermo che domani all'Arechi sfiderà la Salernitana. Dionisi proverà a riguadagnare la fiducia della società. Marco Gullà. C'è un dato che può certamente incoraggiare il Palermo in vista della trasferta di domani all'Arechi contro la Salernitana. Al rientro dalla sosta i rosanero hanno sempre fatto punti. Domani per i siciliani inizia il rettilineo finale, 8 partite alla fine del campionato per tagliare il traguardo playoff, al momento distante un solo punto. Sono state settimane di riflessioni, di possibili ribaltoni in panchina. Dionisi è rimasto, ma ovviamente il quasi esonero lo ha turbato e non poco. No, non mi tiro indietro dalle responsabilità, ma non mi soffermo troppo su quello che è stato, perché so che conta relativamente. A me quello che interessa è vedere ragazzi che si allenano bene, e questo lo fanno, e ragazzi che giocano con la serenità, non sempre, questo mi dispiace, ma che cercano di riportare in campo quello che è una mentalità e un'idea. Poi purtroppo anche nell'ultima partita la mentalità è cambiata nel momento che poteva essere la partita molto più positiva e molto più in discesa per noi. Su questo sappiamo che possiamo migliorare. Non miglioreremo tanto, ma abbiamo questo limite. Domani alle 17:15 a Salerno mancherà Verre, ma Dionisi vorrebbe proseguire col 3-4-2-1, quindi schierare un altro calciatore offensivo insieme a Brunori dietro Poyampalo. Pierozzi rientra dalla squalifica, Di Mariano è recuperato, out Nicolau, fermo anche Di Francesco, indisponibile per un problema fisico, ci sarà quindi Lund. Insigne potrebbe partire dal primo minuto. Salernitana, la ricerca disperata di punti salvezza, e penultima, in avanti Cerri e Verde. Il Catania mette nel mirino il Benevento e si prepara con rinnovato entusiasmo al derby di Trapani. Sentiamo. 4 gare, 360 minuti per il rush finale prima dell'appendice dei playoff, dove il Catania conta di arrivare nel miglior modo possibile e quindi in una vantaggiosa posizione di classifica. L'obiettivo è il quinto posto, attualmente occupato dal Benevento, che domenica gioca contro la capolista Avellino con i rossazzurri, che però devono tornare a casa dal provinciale di Trapani con il bottino pieno. Tra mister Bianco e Cibalino, mister Toscano tiene tutti sotto torchio per tenere alta l'attenzione del gruppo, che rispetto alle ultime settimane sembra aver trovato serenità e convinzione. Gli ultimi risultati positivi: il Catania non perde dalla trasferta di Cerignola del 2 febbraio e l'infermeria che si svuota completano il quadro e lasciano ben sperare. Capitolo formazione: questa volta per forza di cose Toscano, per l'occasione squalificato, al suo posto Napoli dovrà cambiare, dal momento che mancherà Di Gennaro, fermato per un turno dal giudice sportivo. Al suo posto giocherà Del Fabbro. In avanti il confermatissimo Gimenez farà coppia con Lunetta insieme a Girano alle spalle di Montalto, che sembra abbia sconfitto una fastidiosa lombalgia. Ancora out Inglese e Guglielmotti, che torneranno utili probabilmente per i playoff. La sfida di Trapani arriva in un momento delicato per i padroni di casa, che però vorranno onorare al meglio l'anniversario dei 120 anni di storia, prevista una maglia celebrativa. Trapani-Catania verrà trasmessa in esclusiva, in diretta e in chiaro su Telecolor, appuntamento alle 14 con un ricco prepartita, poi il match e il post match con le voci dei protagonisti, i commenti da studio e i messaggi da casa, per una domenica da vivere tutta d'un fiato. Ed oggi tocca al Messina, che al Franco Scoglio va all'assalto dell'Altamura. Sergio Colosi.
Espugnare il francoscoglio per alimentare le speranze di giocare il play-out. Il Messina, che ha conquistato un solo punto in casa nelle ultime 4 partite, senza segnare un gol e con 3 KO consecutivi, riceve oggi il team Altamura per invertire la rotta e dare continuità al successo di Giuliano. È l'unica strada per sperare anche in una svolta societaria, sempre più lontana nonostante infinite trattative con chi detiene l'attuale proprietà. Il team Altamura degli ex Rizzo e Ortisi, matricola priva dello squalificato Rolando, uomo assist dei pugliesi, ha già messo in archivio il capitolo salvezza e prova ad inserirsi nella zona playoff, anche se il distacco appare significativo. Banchieri si affida in linea di massima al blocco di Giuliano. In difesa recupera Marino, che farà coppia con Gelli. Disponibili anche Dumbravano, che ha scontato 3 giornate di stop, e Chiarella, reduce dal lungo infortunio e utilizzato soltanto 10 minuti contro il Benevento. Centrocampo con Crimi e Buchel. In attacco Tordini, Luciani e Pedicillo, con Costantino e De Sena ancora in panchina. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso alla rassegna stampa condotta oggi da Marco Carli. L'informazione torna come sempre alle 14. A tutti una buona giornata.